In seguito alla cessione di Venezia all'impero asburgico con il Trattato di Campo Formio, la Serenissima cade in una situazione di recessione dalla quale non si è tutt'oggi ripresa. Il porto commerciale fu spostato su Trieste, più comoda da raggiungere dalla capitale Vienna e in posizione baricentrica rispetto ai possedimenti dell'impero, e Venezia divenne una povera città di provincia che viveva delle visite romantiche fatte da artisti di fama internazionale, che continuavano ad alimentarne il mito, ma di fatto ne descrivevano la decadenza. Con la chiusura dei grandi banchi di pegno, le famiglie originarie dovettero vendere gran parte delle proprietà per poter pagare debiti di generazioni, e dai beni immobili si passò alle inestimabili opere d'arte, che attualmente possono essere ammirate nei musei pubblici di gran parte del mondo, oltre che nelle sale di fondazioni pubbliche e private. Con la disponibilità finanziaria, l'industria del lusso crollò e si registra la presenza in città di poche setterie, si perse quasi l'arte del pizzotombolo e i vetri, che venivano esportati in tutto il mondo, non avevano ormai più né i materiali di qualità né le commissioni per continuare la vecchia tradizione. In questa situazione di crisi è evidente che Venezia perse la capacità di innovare o proporre moda, seppure si registrano nelle doti e nei lasciti ancora il desiderio di chi, potendoselo permettere, acquistava stoffe per farsi realizzare capi alla moda. Le poche famiglie che conservarono il loro prestigio, vuoi perché legate per matrimonio a livello europeo, vuoi perché con vere e proprie scalate finanziarie riuscirono a costruire una nuova borghesia veneziana, seguirono la moda estera, quella inglese e quella francese in particolare. La forma naturale del corpo della donna viene nuovamente modificata grazie all'introduzione di sottogonne in crinolina ed ampie maniche a jambon, molto ampie sull'omero e aderenti all'avambraccio, che costituiscono un profilo a doppio triangolo con un punto vita in posizione quasi naturale. La gonna diviene corta e mette in mostra le scarpe in seta che richiamano il modello tuttora utilizzato dalle ballerine con un'alta allacciatura alla caviglia con nastri che le rendono particolarmente fragili. Sulle acconciature si registrano gli eccessi maggiori, ad una scriminatura centrale caratterizzata da due ampi bandon e voluminosi ricci attorno alle orecchie si accompagnano sulla sommità del capo posticci di capelli veri che vengono inamidati in posizione a fiocco o a croce, originando vere e proprie sculture aeree che rendono difficile indossare una qualsivoglia forma di copricapo, che per questo motivo venivano appositamente realizzati in funzione del capriccio della dama. I moti rivoluzionari che influenzavano tutta l'Italia nella seconda metà del 1800 trovarono a Venezia una grande diffusione ed alcune delle donne più in vista della città parteciparono attivamente all'organizzazione di congiure contro la corte asburgica impersonata dal feldmaresciallo Radeschi. Nell'esempio più famoso la contessa Cecilia Monti d'Arnaud, che ispirò Camillo Boito nella stesura del Libro Senso, e dalla Lombardia arrivava il mito della contessa di Castiglione, che utilizzava la sua bellezza per influenzare i rapporti tra Napoleone III e i Savoia. Le donne che volevano mostrare la loro indipendenza e coraggio desideravano indossare gli abiti che furono introdotti a corte proprio dalla moglie di Napoleone III, l'imperatrice Eugenia. Questa, forse per mettersi in netta contrapposizione con la moda delle imperatrici che l'avevano preceduta con Napoleone I, utilizzava nei ricevimenti ufficiali grandi crinoline dopo aver eliminato le maniche a jambon. La sagoma dunque diventa fiore rovesciato e raggiungerà il suo apice nella seconda metà dell'Ottocento. La forma delle spalle spioventi, caratteristica dell'uomo e della donna della prima metà dell'Ottocento, va lentamente evolvendosi in una forma più armoniosa, che mette risalto dal punto di vista verso l'alto, dando slancio alla parte bassa del corpo grazie a piccoli accorgimenti come l'introduzione di gabbie ovali e non tonde che, accompagnando ricchi strascichi, di fatto proporzionavano la figura, che si concludeva in un'ampia scollatura a barchetta, sulla quale ricadevano importanti gioielli in pietre preziose e diamanti europei, oro bianco sfaccettato che ricreava l'effetto dei veri brillanti. Per le donne, che ormai avevano una vita sociale all'aperto, vengono sviluppati diversi modelli di soprabito da usarsi di giorno, i visit. Se infatti gli ampi scialli, capelli con veletta e le grandi cappe ricamate drapeggiate e foderate di pelliccia sono utilizzati nelle occasioni ufficiali, di giorno si preferisce utilizzare dei corti giacchini sagomati sulla forma dell'abito, più pratici dei mantelli, preziosamente decorati con cristalli neri di importazione austriaca, che sostituiranno le preziose perle veneziane colorate. Questo contribuì a mandare in crisi l'industria di Murano, sino all'inizio di una produzione con nuovi canoni estetici nella speranza del ritorno di un gusto per il colore che lentamente andava sparendo. Le acconciature conservano i bandon, ma perdono le rose croci, recuperando l'uso di chignon bassi o più semplicemente i cappelli vengono morbidamente raccolti dentro le retine. Fu Lord Brummel, nella prima metà dell'Ottocento, ad apportare l'ultima modifica rivoluzionaria al guardaroba maschile, i pantaloni lunghi.
Sino a quel momento erano state lasciate le classi più povere che non potevano affrontare il costo delle calze bianche, ma queste, con l'arrivo del telaio meccanico, non sono più un capo prezioso, ma inutile. Anche lo jabot lascia il posto ad una più semplice cravatta, per la quale esistevano decine di modi per annodarla, e l'uso dei pizzi diviene appannaggio del solo guardaroba femminile. La nuova potentissima classe sociale nata dopo la rivoluzione industriale mirava ad un abbigliamento più pratico ed austero. Una borghesia produttiva, dove i beni vengono amministrati dai titolari stessi, che ogni mattina lasciano la casa per recarsi in ufficio, abbandonando le abitudini dei secoli passati, quando la vita da rendite terriere vedeva la classe egemone di fatto legata ai riti pubblici che si celebravano dentro le mura domestiche, dove i clientes ed amici si recavano a trovare il padrone di casa. Il frac ed il tight nascono nella metà dell'Ottocento e ancora oggi fanno parte del guardaroba formale maschile. Composti da giacca con le code, gilet, pantaloni, camicia e cravatta, si differenziano per il colore e l'occasione in cui si devono indossare. Il tight, che talvolta poteva essere chiuso con un bottone in vita, aveva un gilet grigio perla e pantaloni grigio perla con riga antracite ed era utilizzato di pomeriggio, mentre il flak, completamente nero, si usava la sera ed era solitamente chiuso a doppio petto. Col passare del tempo il frac si è evoluto sino ad arrivare ad una giacca aperta su uno sparato, ossia un gilet bianchissimo in cotone lavorato a nido d'ape. Dalle sale dei club londinesi usciranno anche gli smoking, abiti meno formali, con giacca senza coda e pantaloni neri indossati su una camicia bianca. Inizialmente a doppio petto e lunga sulla gamba, la giacca richiamava la veste da camera a cui si ispirava. Nel tempo si accorciò e divenne monopetto e per fare da sostegno alla vita si introdusse la fusciacca, di seicentesca memoria, ma epurata di pieghe, nastri e colori sgargianti. Nel giro di 30 anni l'uomo passò da un profilo a clessidra ottenuto grazie all'uso di bustini simili a quelli femminili e di imbottiture sulle spalle e sui fianchi ad un abbigliamento meno elaborato sotto il rigido controllo della regina Vittoria e del suo amatissimo Re Alberto. La moda maschile, dunque, fra gli anni 30 e 60 dell'Ottocento divenne quella attuale e da allora poco o niente sostanzialmente è cambiato.